Amici telespettatori, ciao a tutti. Benvenuti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio ripresentare a Massimo. Massimo si è presentato nella rubrica dei cuori solitari nella nostra seconda puntata, ma vedendo giustamente che Massimo non ha avuto un esito positivo, allora ha ritentato quest'oggi di presentarsi nuovamente nella nostra rubrica dei cuori solitari per fare un annuncio alle ragazze, insomma, che potrebbero essere interessate a lui. Ciao Massimo. Ciao. Allora, dimmi Massimo, tu ti sei presentato nella nostra seconda puntata per cercare la tua anima gemella Sì. e non hai avuto giustamente Fortuna. nessuno. Non ho avuto Ma tu pensi che sia stato magari per il modo in cui ti sei presentato oppure... forse ci sono andato un poco veloce, giustamente, non ci sono andato abbastanza piano. Veloce in che senso? Cioè che sei andato molto veloce a parlare? Sì. Se parlavi più lentamente avevi più successo? Più possibilità. Difatti quest'oggi tu vuoi parlare molto lentamente, Sì. in maniera tale che magari che le ragazze Mi possono ascoltare meglio. ti possano ascoltare meglio. Dimmi Massimo, quanto tempo è che sei single? È un 3 anni. Un 3 anni. Sì. 3 anni fa allora avevi una ragazza? No, io sono stato... Eri fidanzato? sono stato fidanzato... 3 anni fa. Sì, con una ragazza, però... Però praticamente questa ragazza, diciamo, tu eri fidanzato con lei, però lei praticamente non sapeva niente. No. E proprio per questo, diciamo, è successo che poi vi siete lasciati. No, io non la volevo lasciare, lei è stata a lasciare a me, giustamente. Perché io... Certo, perché naturalmente, essendo che voi siete fidanzati e lei giustamente non sa, e lo sai solo tu, giustamente nel momento in cui tu gli dici alla ragazza che siete fidanzati, lei Lo giustamente so, ci rimane male e ti lascia, giusto? è stato il mio sbaglio, lo so. Non glielo dovevi dire. Ho sbagliato tantissimo. Se tu a quest'ora non gliel'avessi detto, caro Massimo, saresti ancora fidanzato con lei, giusto? Questo è vero. Purtroppo sono cose che succedono. Lo so. Dimmi Massimo, e in questo tempo che tu hai aspettato che le ragazze telefonassero, come hai passato il tempo? Il tempo io lo passo sempre da solo, alle volte me ne vado a cinema e ci vado sempre solo, non avendo una compagnia vicino mi devo arrangiare da solo, giustamente. Esatto. E come passi bene o male il tempo? Cioè che cosa fai durante la giornata? Di esplicito. Il tempo io quando sono a casa mi alleno con la tastiera che ho a casa. Ah, sai suonare? So cantare delle canzoni e mi alleno a casa. A cantare? Sì. E a suonare? Sì. Da solo? Sì. E ti diverti logicamente, sì. Certo, giustamente ho questa tastiera mi tiene in compagnia, giustamente. Però se avesse una ragazza accanto di me non fosse solo, giustamente. Certo. Tu oggi, diciamo, per le ragazze che fossero interessate a te vorresti dedicare qualche canzone, giusto? In questo momento tutte le ragazze mi stanno ascoltando, che mi conoscono, io ci dedico 2 belle canzoni. A tutte le Ascolta, parliamo di messaggi. Sì. Tu vuoi mandare un messaggio alle ragazze che sono interessate a te, che magari potrebbero essere interessate a te? Vuoi mandare magari un messaggio dove potresti dire qualcosa magari di convincente in maniera tale da convincere queste persone, queste ragazze a chiamarti? Che cos'è che vorresti dire? Io vorrei dire che quando io canterò queste canzoni a tutte queste ragazze che mi ascolteranno, che ora in questo momento mi sentiranno la mia canzone, che io canterò in questo momento, alla fine io lascerò il mio numero di cellulare. Se è interessata qualche ragazza a conoscermi, chiama il mio numero di cellulare. Cioè dovranno chiamare direttamente Sì, a te, al sul mio tuo cellulare. Sì. Quindi per chiunque fosse interessato a te, ragazza, parlando, sì. può chiamare direttamente al tuo cellulare e Mio si mette in cellulare. contatto In con contatto te. con me. Ok, dimmi Massimo, ma ho saputo che tu insomma sei anche cabarettista, sai raccontare le barzellette, mi hanno detto che sai raccontare barzellette abbastanza carine. Ne so qualcuna. Ne puoi raccontare una per le nostre amiche telespettatrici? Allora, c'era Pierino e andava a scuola. Allora, Che scuola andava Pierino? alla terza media. Alla terza media? Terza media. Quindi era bello spuntatello. Sì. Allora, in quel momento Pierino, andando a scuola, ha lasciato, perché si è comprato da poco il suo motorino nuovo. Un motorino nuovo si è Che comprato. tipo di motorino era? Ma un Phantom, Un Phantom? Phantom. È marca nuova, è nata da Marca poco. nuova. Allora, ha lasciato il motorino fuori, andando a scuola, Pierino parlava con l'insegnante
In quel momento Pierino guardava fisso negli occhi all'insegnante di scuola. Dice: Pierino, che stai facendo? Perché mi stai guardando? Dice: perché è carina, mi fa simpatia, giustamente. L'insegnante? Sì. Allora l'insegnante ci ha detto: dice, mettiti a posto, dice, a tuo banco. Allora Pierino, tutto un rato, ci ha detto: signora insegnante, vado un attimo in bagno. Con la scusa non voleva stare più perché ha visto che non ce n'era niente da fare, giustamente, come andando fuori non trovo più il motorino. Dice Pierino. Dice: il mio motorino dove? Era fuori in questo momento, se l'hanno preso. Dice: Miri, dice, se sapeva, dice, non veniva alla scuola, dice, ci ha pizzato, dice, un motorino nuovo, dice, di 4 milioni, dice. Finita? Finita. Bellissima. Grazie. Davvero bella, complimenti. Grazie. Bella barzelletta. Grazie. Speriamo che i telespettatori abbiano un pochino d'acqua perché Speriamo. per la troppa emozione. Speriamo. Davvero bello. Chi te l'ha insegnata? No, il mio pensiero, il mio istinto, Cioè hai pure questo dono di creare le barzellette del mio pensiero. Complimenti. Grazie. Va bene Massimo, oltre a cantare sai fare qualche altra cosa? Giustamente so solo cantare e raccontare solo barzellette, poi se io so qualche altra cosa... Sai dire le poesie come l'ultima che hai detto nella nostra sì, seconda puntata? sono dimenticata, ora Sì, lo sì. dico subito. Sì, sì, e dici questa poesia che noi siamo interessati. Sì. Allora, io questa poesia la dedico a tutte le ragazze che mi stanno ascoltando in questo momento. Hai i capelli biondi come il sole, i tuoi occhi chiari come il mare, la tua bocca da baciare. Questa è per le ragazze bionde. Invece per le ragazze brune? Per le ragazze brune, hai gli occhi scuri come la neve, i tuoi capelli come l'erba dell'etaro e la tua bocca da baciare. Questa è quella per quelle scuri. Per quelle scure. E diciamo se invece verrebbero delle ragazze con i capelli rossi. Allora? Allora, hai i capelli rossi come fiore, i tuoi occhi chiari come mare, la tua bocca da baciare. Bella davvero. C'hai un dono di natura, una cosa... Di natura. Sì, sì, è una cosa spettacolare, complimenti Massimo. Bene. Va bene, ma parliamo di hobby. Tu hai detto i tuoi hobby quali sono? A parte suonare, è giusto, e cantare, hai altri hobby? Altri hobby, come passare del tempo, l'ho detto, alla volte esco da solo, avendo una compagnia vicino che mi sta vicino, mi devo arrangiare da solo, giustamente. Certo, hai detto che lavoro fai tu? Lavoro in un magazzino. In un magazzino? Sì. Cioè prima lavoravi in un cinema, adesso in un magazzino, perché Sì. cambi spesso praticamente. Giustamente perché non mi hanno voluto più, giustamente, ho cambiato lavoro, giustamente. Nella qualità di? È una qualità, l'ho cercato io perché conoscevo... La qualità. No, la qualità. La persona che io cercavo il lavoro ci ho detto: ho bisogno di lavorare. Ma dico, cioè che cosa fai nel magazzino? Praticamente il tuo compito quale sarebbe? Il mio compito è di prendere pacchi, mobili e scendere sotto il magazzino insieme agli altri Cioè fai il persone. magazziniere praticamente, Sì, tu prendi i pacchi, li scendi. Aiutando agli altre persone. Ah, un Col lavoro carrello. col carrello. Sì. Un lavoro di qualità, giustamente. È un po' pesante, giustamente, ma certo, un lavoro di si responsabilità. guadagna. Giustamente mi pagano 50 euro al giorno. Al giorno? Sì. Ah, complimenti. Una Grazie. bella paga. Mm. Tu dimmi, sei motorizzato? In che senso? Cioè sarebbe a dire hai la macchina? La macchina in questo momento non ce l'ho. Me la devo patente prendere- ce l'hai? Neanche, me la devo. mi E devo ascolta, scrivere c'hai a pure un motore? E infatti mi sto comprando. Ancora non ce l'hai il motore? No, me lo sto comprando, lo sto pagando a poco a bollettino, me lo sto comprando, il scooter nuovo mi sto comprando. E cioè praticamente la ragazza che sarà disposta a uscire con te, come uscirai con lei praticamente? No? A piedi, naturalmente farai un po' di ginnastica. No, che c'entra? In questo momento, quando la conosco, usciamo un po' a piedi, poi in quel momento lo faccio uscire con motorino A lei? a lei. E tu ci vai dappresso a piedi naturalmente, fai ginnastica. No, che c'entra? Tutte e Ci vai due, con lui. tutte e due nel motorino, giustamente. Se lei abita, che so, alla Spagnola o in campagna via Trapani, che vuole il passaggio, io ce l'ho con piacere, non è Certo. che la lascio a piedi così, giustamente. Certo, certo. Perché sono un ragazzo affascinante, sensibile, dolce, carino. Ma soprattutto affascinante. Grazie, soprattutto. Te lo dicono in molti che sei affascinante. Me l'hanno detto tutti, ma non c'è una ragazza che mi vuole veramente, giustamente, perché non capiscono niente da me, giustamente, perché sanno prendere la persona sbagliata. Certo, ce ne sono molte che fanno delle scelte sbagliate. Lo so, Purtroppo la vita è questa, Massimo. lo so, purtroppo è questo.
Dimmi Massimo, una volta conosciuta questa ragazza che sarà disposta a uscire con te, dove la porteresti tu? Praticamente in qualche luogo particolare, in qualche luogo romantico? Dove la porteresti? Se io conosco una ragazza che mi vuole sinceramente, mi vuole bene, ha l'affetto verso di me, la porterei prima cosa di tutto a ballare con me la prima sera e poi la seconda... Sempre a piedi o con lo scooter? Con lo scooter e poi la seconda sera la porto a mangiare un ristorante, a mangiare una pizza in compagnia, al lume di candela, giustamente. Certo. Avere una compagnia vicino, giustamente, per non essere solo. E per quanto riguarda regali, queste cose, insomma, ami fare regali alle ragazze? Io, giustamente, il regalo si dice che non si deve fare prima che uno non conosce la ragazza abbastanza bene. Cioè, prima la vuoi conosci conoscere profondamente la ragazza. profondamente a fondo E dopo e eventualmente... poi ci farò a più presto, se è una ragazza che mi vuole bene, ci farò un regalo bellissimo che piace a lei. Certo. Dimmi, hai fatto mai una dichiarazione d'amore? Io giustamente mai, nessuna. Mai? Mai. Neanche all'ex fidanzata? Quando eri fidanzato? Neanche, vero? Perché siete stati fidanzati virtualmente, per cui... No, giustamente dico la verità, giustamente non è che per disprezzo, è che questa ragazza che ho conosciuto, Che è questa con cui eri fidanzato che praticamente? ero fidanzato, non ho capito niente da me, come persona giustamente... Cioè praticamente eravate fidanzati ma tu non capivi effettivamente no, che carattere sì, c'aveva. lei che Tu carattere... sì, Io ma lei sì, no. Lei no. E d'altronde devi capire perché quella ragazza se non usciva con te... No, ci spiego questo. Il punto è giusto che una ragazza, quando si fa fidanzato con me, questa qua che io ho conosciuto, mi è venuta a trovare a posto di lavoro, questa ragazza. Questa ragazza? Questa ragazza mi è venuta a trovare a posto di lavoro e allora è stato di pomeriggio, verso le 4, dobbiamo uscire insieme. L'ho portata su via Roma, che c'era il film Don Bosco, che io ci vado spesso, che in momento è chiuso, se ne parla a settembre, che io vado in questo film, giustamente. Allora questa ragazza che mi voleva fidanzare, voleva a me, giustamente, è entrato nel negozio con me e mi ha detto: Massimo, mi piace questa stanza da letto. Non si deve dire subito se non conosce profondamente la persona, giustamente. E io Ci sei rimasto male. ci sono rimasto male, dice mi devo comprare la stanza letto. E giustamente. quindi vi siete lasciati praticamente? Sì, io non è che non la volevo lasciare, lei non mi ha voluto più, giustamente. Certo. Perché poi Perché una volta che lei ha capito praticamente che lei era fidanzata da te, da quanto tempo? che l'ho conosciuta No, da quanto tempo eravate fidanzati? 25 giorni. Da 25 giorni. L'ho Quando lei ha conosciuta. capito che praticamente da 25 giorni lei giustamente era fidanzata senza che neanche lo sapesse, allora ha capito e dice no, non ci sto. E ti ha voluto lasciare. No, lo so, non è questo. Giustamente mi ha lasciato perché attraverso di lei ho visto qualcosa che non Va bene, andava. allora parliamo ora di un'altra cosa. Tu naturalmente sai che le ragazze del giorno d'oggi vanno cercando una certa posizione economica del ragazzo, vanno cercando insomma la tranquillità, anche il benestare. Tu che cosa puoi offrire a una ragazza che si vuole fare fidanzata con te? Io quello che posso da dire, quello che posso offrire è tutto il mio amore che ho nel mio cuore verso a una ragazza, ognuna di queste ragazze che mi vuole contattare alla fine della trasmissione di Stranamore. Cioè, in poche parole, che cosa gli offri? Non so, c'hai appartamenti, case, soldi? Sì, mi stanno costruendo qua di fronte a Via Crispi un appartamento Grande? di 100 metri quadrati. C'ha pure giardino? Sì, una villetta rappresenta. Una Come un villetta. villino, un villino. Un villino a solo? Sì. C'hai animali che badano alla villa? Sì, io in questo momento ho 2 cani, ho un bastardino che è femminuccia e si chiama Stellina e ho un barboggino di quello piccolo che si chiama Pellina. Quindi Stellina e Pellina. Sì. E sono animali insomma che ti vogliono bene, stanno sempre con te. Sì, giusto. Anche perché mi sembra che ti abbiano visto con questo cane Stellina, mi pare. Sì. Giustamente. Sempre in giro. No, infatti si hanno fermato. Sta sempre con te. Sì, specialmente quello grosso Stellina che la porta a passeggio. E giustamente essendo solo e non avendo magari una compagna vicino, ti passi il tempo con Stellina, giusto? No, la porto a fare un giro, giustamente. Perché ho visto che era abbastanza, insomma. Sì, e qualche ragazza si ferma giustamente attraverso questo cane che è mio e mi dicono sempre, dice che bello questo cane, che è femminuccia, io ci dico sì. E alla volta mi dicono me lo regali
Io ci dico, se ci facciamo fidanzati te lo regala giustamente. Certo. Va bene amici, abbiamo sentito Massimo. Ragazze, Massimo è un ragazzo dolcissimo, certo non può offrire naturalmente quello che offrono i ragazzi d'oggi, però Massimo si impegnerà per le ragazze magari che vorranno mettersi in contatto con lui, si impegnerà insomma a farvi passare una vita migliore, insomma, Sì. giusto? Sì. Vabbè, in attesa di questo Massimo vi vuole dedicare 2 canzoni che canterà lui stesso con la sua pianola e la sua voce, Sì. in maniera tale che con queste canzoni che messaggio vuoi dare alle ragazze? Io con queste canzoni che io canterò, queste ragazze che mi ascolteranno la mia voce, che ci interesseranno la mia persona, giustamente, se ci piacciono come canto, giustamente, alla fine io lascio il mio numero di cellulare. Sì. Però questo. Va bene Massimo, quali canzoni canterai? La prima canzone che ora in questo momento canterò è Popcorn e patatine di Nino D'Angelo. E la seconda? La seconda Gelata al cioccolato di Pupo. Allora, popcorn e patatine e gelate al E cioccolato. gelato al cioccolato. Così almeno sapranno come canti, giusto? Ah, shit, giustamente. Va bene. Ok, Grazie. sentiamoci allora la canzone di Massimo. Gelato al cioccolato chi da casa. La canzone che c'è. Questa camisetta è un poco da abbiamo più ranne, più figura facciamo, mi sento tutto tirato. Come ti senti? È troppo stretta, capiamo? Un deck fail in aspetto. A dieta da fare. Cioè va a fare chi si. Un applauso a Massimo, bravo! Grazie. Bene amici, abbiamo sentito Massimo cantare, una splendida voce, bravissimo Massimo, ma dimmi un po', com'è nato questo tuo amore per il canto? Il canto non c'è nessuno che mi ha imparato, ascoltando delle canzoni, giustamente io mi sono subito imparato. Quindi suoni e canti fai tutto tu praticamente? Sì. E questo canto, praticamente questa passione, ti è venuta da piccolo? Sì, A che età su per giù? un quarto di anni. 14? Sì. Hai cominciato ad avere questa passione per il canto e ti sei No, esercitato? sono appassionato di musica, mi piace cantare, mi piace ballare anche pure. Va bene, abbiamo sentito Massimo, ragazze, per chi fosse interessato a Massimo può telefonare direttamente al suo numero di cellulare che lui stesso dirà. Allora, 3, 4, 6, 3, 9, 2, 2, 2, 9, 5. Questo è il mio numero di cellulare. Se qualcuna di voi è interessata a conoscere a me, mi telefona a questo numero di cellulare. Ciao. E si mette direttamente in contatto con Massimo. Ripeto il numero nel caso non l'avessero capito, più lentamente così almeno lo capisco. Va bene. Allora, 3, 4, 6, 3, 9, 2, 2, 2, 9, 5. Bravo Massimo, bravo, complimenti, bravo, anche nel modo di leggere i numeri sei stato abbastanza chiaro. Va bene amici, abbiamo sentito Massimo. Telefonate perché Massimo aspetta le vostre telefonate. Ciao da Alberto e ciao da Massimo. Ciao amici, a dopo. Oh yeah!